Sarebbe diventato papà il prossimo mese, ma la sua condizione di disoccupato e di lavoratore saltuario gli ha fatto perdere ogni speranza, piombando in una profonda crisi depressiva. Giampaolo Zaia, 26 anni, giovane disoccupato di Ravanusa, non ha retto alla sua condizione economica disagiata e alla mancanza di un lavoro e così, temendo di non riuscire a far fronte alle nuove esigenze legate all'arrivo ormai imminente di un figlio, ha deciso di togliersi la vita utilizzando un cavo elettrico appeso al soffitto di un'abitazione vicina. L'uomo, sposato da circa 8 mesi, era piombato in una profonda crisi, come racconta la giovane moglie, la quale, interrogata dai carabinieri, ha indicato lei stessa la pista da seguire. Da tempo, infatti, la donna aveva raccolto le confidenze e le insofferenze del marito, che non era più in grado, vista la sua situazione di disoccupato e di lavoratore saltuario, di mantenere economicamente la famiglia. Il giovane, 2 anni fa, da incensurato, venne coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Ma purtroppo la triste storia di Giampaolo non è la sola. Nell'anno 2013, secondo le statistiche, sono state complessivamente 149 le persone che si sono tolte la vita per motivi economici, insomma un suicidio ogni 2 giorni e mezzo. E proprio la perdita del posto di lavoro continua a rappresentare, sempre secondo le statistiche, la seconda causa di suicidio. Ad incidere inoltre sul tragico epilogo anche i debiti verso l'erario. Di fronte a questa escalation di suicidi causati dalla perdita del lavoro, da fallimenti professionali o dall'angoscia di non riuscire a sopportare l'aumento continuo dei debiti e l'onda sismica della crisi economica che stiamo vivendo, il suicidio rappresenta l'errato disperato tentativo di trovare una dignità smarrita da parte di coloro che hanno perduto la possibilità del lavoro come possibilità che umanizza e assegna valore alla vita.